In questo momento siamo in una situazione di rialzo, non macroscopico come appunto nelle prime ondate, ma purtroppo nuove varianti, in particolare una si chiama KP3 1.1. Un virus che fa meno paura, ma che ogni 4-6 mesi trova una nuova strada per aggirare il nostro sistema immunitario. Ha un nome, la nuova variante del Covid. I dati segnano un rialzo dei contagi, più 25% in una settimana. A confermarlo il virologo Fabrizio Pregliasco. Un virus che è immunoevasivo, cioè che riesce a schivare quell'immunità ibrida che noi ci siamo guadagnati, nel senso che ognuno di noi è venuto già in contatto col virus. Febbre, tosse, affaticamento, dolori muscolari, sintomi simili a quelli dell'influenza. Resta la perdita di gusto e olfatto, il minimo comune denominatore di quasi tutte le varianti e tratto distintivo di Covid. K3.1, sottovarianti di JN1, diffusa a partire dallo scorso dicembre. Variante contagiosa ma non aggressiva. I sintomi più gravi possono interessare malati cronici e pazienti immunodepressi. Non sono numeri pesanti, però purtroppo ogni settimana in Italia decedono ancora 20 persone. Il numero non fa le notizie del passato, sono persone anziane, fragili, con tante altre patologie, però avrebbero potuto vivere ancora se non avessero inciampato in questo virus. A conferma del consiglio di ricordarsi di indossare la mascherina in ambienti ospedalieri oppure quando si è in presenza di persone fragili per i quali il Covid ancora e in futuro sarà un problema. E in questo senso il messaggio che volevo dare è nel prossimo autunno sarà necessario per le persone anziane e fragili eseguire una dose di richiamo col vaccino aggiornato JN1 e si potrà cogliere l'occasione di eseguire contemporaneamente nella stessa seduta 2 iniezioni per proteggersi dall'influenza e per proteggerci dal Covid.